Assessore, l'importanza di questi 32 appartamenti che verranno costruiti probabilmente nel 2017. Sì, un cantiere molto importante per la comunità di Remanzacco, ma non solo, perché si realizza qui, dopo le realizzazioni di Pordenone e di Maniago, un importante intervento di 32 alloggi divisi per categorie, quindi sia bicamere che tricamere che monocamera, per raggiungere quella domanda di casa che siamo soliti definire come zona grigia, ovvero quelli cittadini che non hanno i requisiti per andare nelle caseate, nelle case che una volta si chiamavano popolari, ma che non sono perfettamente, diciamo così, clienti del mercato libero, perché il mercato libero, nonostante nella nostra regione non abbia dei picchi riferibili ad altre regioni, per molti cittadini è molto pesante. E questo lo dimostrano anche le continue richieste di sostegno all'affitto che nella nostra regione arrivano alle amministrazioni comunali. Quindi una realizzazione di qualità. È stato demolito e sarà ricostruito un piccolo borgo che dà risposta appunto sia da un punto di vista abitativo ma anche dal punto di vista sociale. Siamo a 2 passi dal centro e siamo quindi in un'area molto integrata con le abitazioni esistenti ed è un vero e proprio recupero di un centro storico proprio con una valenza sociale e abitativa nel complesso.